Oggi i dipendenti di MOM che sono rimasti a casa sono 67, però a questi bisogna aggiungere anche 20 dipendenti privati che ovviamente fanno il servizio in subaffidamento o in aggiunta al nostro. In tutto quindi sono 87 gli autisti impegnati nel servizio di trasporto pubblico locale rimasti a casa perché sprovvisti di Green Pass, e questo su un totale di circa 500 dipendenti. La contabilità esatta arriva a metà mattina nel quartier generale della MOM, dove minuto dopo minuto le previsioni più nere della vigilia sono diventate realtà. E così centinaia sono state le corse saltate nell'arco della giornata. Su 3.500 corse attualmente svolte da MOM, 430 non siamo riusciti a farle per mancanza di personale. E poteva anche andare peggio se MOM non si fosse mossa per tempo, reclutando impiegati, meccanici e manutentori, ovviamente dotati di patente per la guida del pullman. In questo modo si sono recuperati 18 turni. Situazione tamponata nelle fasce di garanzia con territori più esposti di altri. L'area pedemontana è quella che è più problematica. Oggi abbiamo avuto un disservizio che purtroppo causato da una malattia improvvisa di un autista. Domani non succederà e quindi speriamo che la situazione migliori anche nei prossimi giorni. Ma la coperta è destinata a rimanere corta, anzi cortissima, soprattutto in tempi in cui si deve garantire l'80% della capienza dei mezzi. Con la DON conferma l'extrema ratio che potrebbe essere adottata da domenica 24 ottobre. Se la situazione rimane quella che è, abbiamo bisogno di eliminare tutti i servizi la domenica, potenziando quindi nelle ore feriali. Si pensava di arrivare a questo punto? Assolutamente no, a un numero così importante non me lo immaginavo. Forte l'appello a chi è rimasto a casa: il trasporto pubblico come la sanità è un servizio essenziale. Dobbiamo avere una responsabilità diversa rispetto a tutti gli altri e questo è l'appello che io do a tutti i miei dipendenti che ancora non hanno il Green Pass.